Bentrovati, buongiorno, è il 12 maggio, oggi andiamo a vedere anche le notizie dalla provincia di Venezia. Come vedete sulla nuova di Venezia Mestre, scuola, iscrizioni a picco, classi a rischio e allarme. Nel prossimo anno scolastico quasi 800 studenti in meno, materne ed elementari le più colpite, sindacati preoccupati, i presidi del veneziano. Ripensate l'offerta scolastica, ripensate, insomma, fatelo voi oppure lo facciamo noi. Adescamento in canonica, prete patteggia 16 mesi, una cosa che è una notizia che era uscita già in passato e che si sta chiudendo. Farmacia chiusa per infiltrazioni, il comune chiede i danni a San Donà. E poi le due fotonotizie: i sogni infranti di Admir, 19 anni, morto nella notte dopo l'incidente. Schianto di Pasqua, non ce l'ha fatta Leonardo, 2 anni, il bimbo di Caorle. Questa è una triste notizia che troviamo anche su altri giornali. Andiamo a vedere il Gazzettino. Il Gazzettino invece dedica molto spazio alla lite dietro la chiesa. Questa è successo nel Trevigiano. Finisce a coltellate purtroppo una lite tra ragazzi, che un 17enne è stato ucciso, ma l'avrete sicuramente seguita e vista un po' anche nei vari TG nazionali. Questa notizia è arrivata ieri sera. Polizia e RAI, intesa sulle nomine, il governo scioglie il nodo, designati Pisani e Sergio, raggiunto anche l'accordo su De Gennaro alla finanza. E la fotonotizia da Belluno, arriva questa fotografia, vedete questa fotonotizia: torna l'inverno, mezzo metro di neve. In questo periodo mezzo metro di neve veramente sembra fantascienza. Poi si parla molto di questa digiuno primari contro Viola, è pericoloso per i giovani. Si parla del digiuno, no? Il digiuno, una volta si diceva letto senza cena, adesso non si può più dire. Vabbè, comunque sono cose diverse. Andiamo a vedere il Corriere del Veneto: studente di 17 anni ucciso dopo una lite, fermato un coetaneo. Si parla molto di questa faccenda di Maserata sul Piave, che è stato accoltellato dietro la chiesa. Case ai ragazzi, non ai turisti. La protesta delle tende dopo Padova, gli universitari manifestano anche a Venezia e a Verona per la carenza di alloggi. L'assessore Donazzan: serve una stretta sugli affitti brevi, più tasse a chi li applica. Da Cortina alla Marmolada, vedete le fotonotizie che arrivano un po' su tutti i giornali, nevicate come d'inverno. E a Venezia si parla ancora di ticket d'accesso solo in pochi giorni. E andiamo a dare un'occhiata anche, prima di chiudere, alla prima pagina di Venezia del TG Plus Notizie. Farmacia comunale chiusa, si profila l'interruzione di pubblico servizio. E Portogruaro, all'ostatricia, tolto un tumore da 15 cm. Quindi le notizie anche di salute, di sanità, soprattutto quando sono belle, è bello anche darle. Grazie allora per averci seguito, anche per la rassegna stampa di Venezia.